Buongiorno da Oscar. Buongiorno Dario. Siamo in quel di Montorio, Verona. Oggi Monte Viola e vari eventuali dintorni. Giornata frescolina. Siamo sui 3 gradi. 3 gradi, indomiti. Adesso iniziamo subito a salire e ci scaldiamo sicuramente. Yeah! Yeah! Dopo 500 metri, per prendere il ritmo della pedalata, iniziamo subito su sterrati. Cominciamo già a riscaldarci un pochino e si ragiona già meglio. Oggi sembra che facciamo un giretto verso il Monte Viola con il rientro nell'altra vallata. Sarà un percorso molto XC, tutti i percorsi molto scorrevoli e pedalabili, niente di tecnico ma divertente. Poi lo sapete, Berici e Lessini sono fantastici. Verona. E qua ci siamo a quello che sarebbe il Forte di Montorio. Questa è la dorsale che percorreremo per un po', ma sarà tutto un dentro e fuori. Baldo. Super secco. Qualche single track tra ulivi e misto bosco. Oh Dario, cementino di giornata. Mancava la lista del cementino. Bellissima salita tra gli ulivi. Gli oliveti, sembra uno spettacolo da vedere. Da lì inizierà quello che si chiama il piccolo Stelvio. E qui inizia il piccolo Stelvio, serie di tornantini tutti in mezzo agli olivi, stupendo, tutto un zig-zag, molto popolato dai biker. Adesso in inverno belle salite così a bassa quota sono perfette. In mezzo agli olivi è molto caratteristico. Fantastico, bellissimo fondo, guarda che roba di zig-zag. Fatto piccolo Stelvio, adesso il trail prosegue sempre in su, e sempre su sterrato. Fantastico, ma che roba. Il sole non è splendido ma sempre piacevole, il sole c'è, comunque tanta roba. Wow, che bello, che bello, che bello, che bello.
Questo è un tratto che merita di essere filmato perché è caratteristico. Sempre ulivi, ma sempre più boschi. Poi torneremo dall'altra parte. Ragazzi, che bellezza di trail, paesaggio stupendo, bello bello, merita. Wow, che spettacolo davanti le montagne, si vede il Monte Viola che ha il taglio della Moicana, arrivi in mezzo, eccolo. Wow, il baldo! Bello innevato. Bellissima dorsale, al sole, anche con 3 gradi si sta bene. Temperatura sui 4 gradi. Ci sta da Dio. La Lessinia è sempre la Lessinia comunque, ha sempre forti emozioni per il paesaggio. Ecco lì davanti a noi Monte Viola. Deviazione per questo curioso croce. E stiamo andando a vedere che cos'è. Tipo il Cristo che porta la croce, stilizzato. La sofferenza. E infatti Monte Viola. Ecco qua, il Monte Viola. Comunque già il Pasqua a febbraio. Boh. Pineta del Monte Santa Viola. Siamo verso il forte. Le mura del forte. Fino a qua sono 1100 metri di dislivello, neanche tanto, e circa 25 km. E qua ragazzi tanta roba, wow che vista, il Baldo lì davanti, Cerro Veronese qua sotto, wow, la Lessinia, spettacolo, spettacolo,
Wow! Iniziamo il sentiero che ci porta giù dal Monte Viola. Eccolo qua il sentiero segnato con strada a livello. Simboli cimbri. Wow. Cerro Veronese. Passaggio per contrada. Adesso scendiamo giù verso la Val Squaranto. Sentiero single track che scende da Cerro Veronese e andiamo giù, non so dove, vediamo un po'. Un po' come la questione. E qua passaggino. Ops. Che figo! Bellissimo, bellissimo. Wow. Dario, che bello. Che bello, che bello! Che figo! E qua è la strada della Pissarotta, bellissima da fare in bici a strada. E adesso pronti a risalire dall'altra parte. Fantastica forestale che risale il versante verso Rovere Veronese. Qualche chilometro di strada asfaltata di trasferimento e ci ributtiamo su forestali. Vediamo, questa parte qua non la conosciamo. Wow, wow, wow. Un po' neve che si è accumulata qua in mezzo. Monte Viola. Ghiacciato anche quello lì? Sì. Laghetto lì. Guarda che roba, guarda che roba! Siamo esattamente risaliti dalla parte opposta. Prima la neve là, sulla destra. Ovviamente nella neve sto giro. Cerro Veronese e Monte Viola.
Wow, 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 wow. Wow, 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 ragazzi, che meraviglia. Bellissimo, si esce da qui sentieri, si passa per dei contrat, è veramente una meraviglia sto giro. Un piccolo trasferimento asfaltato e ci ributtiamo nei boschi. Wow! Uomini persi per i boschi. Boh. Boh. Non ho la più pallida idea di dove siamo, però è bellissimo. Boh. Wow, un po' di alberi caduti, però che trail fantastico. Oh, civiltà. Altro breve trasferimento asfaltato, San Rocco, e intanto sono quasi 1800 e poco meno di 50 km. Wow, wow. Wow! Ah, il Monte Viola è ancora lì! Monte Viola è sempre lì! La pista è rota! Ah. I corvaci, guarda che roba, è paglia. Bene, raggiunta la vetta, adesso iniziamo un'altra discesetta, ma le salite non sono ancora finite. E vai! Sotto o sopra? Bella domanda.
prima o poi doveva succedere. È meglio, eravamo non lontani dalla discesa finale, è successo questo. Tranciato di netto. Goodbye. Il cambio. Dimmi te che storia. Senza prendere sassi. Vabbè. Cerchiamo una riparazione di fortuna e vediamo se andiamo giù. Pazienza. Tentativo estremo. Tolta un pezzo di catena e stiamo cercando di raggiungere la strada per poter almeno tornare giù a valle. Giro andato, adesso raggiungiamo l'asfalto sperando di riuscire a pedalare fino alla macchina almeno. Peccato, comunque il giro era quasi finito. Vediamo di riuscire a tornare quantomeno alla macchina senza farmi a piedi. Poi dai, adesso pedale al manco. Grazie a MacGyver Dario, siamo riusciti a tornare a Montorio. Anche oggi è andato a finire lo stesso comunque. 2100 per 65 km. Alla grande. Ecco. E niente, il giro finisce qua, in questa maniera qua, e Deo grazie. Al prossimo giro col cambio nuovo. Yeah! Ciao! Ciao!